Buongiorno a tutti, oggi ci siamo svegliati qui sull'altopiano della Giara di Gesturi. Più precisamente siamo di fianco al complesso nuragico di Bruncu Madugui, si dovrebbe pronunciare così. È un complesso nuragico che sta proprio qua di fianco, tra poco andremo a visitarlo. Siamo venuti qui per trascorrere qualche giorno e approfittare di queste bellissime giornate di primavera per esplorare la Giara. Abbiamo portato le mountain bike, quindi avremo la possibilità di esplorare per bene questo vastissimo territorio. La Giara non è altro che un altopiano di origine vulcanica, un altopiano molto selvaggio, molto affascinante, dove domina la natura, ed essendo un'area molto vasta, quindi abbiamo deciso di portare le mountain bike per sfruttare il tempo a disposizione e vedere più cose possibili nell'arco della giornata. Allora, per farvi capire, questa è la mappa dell'altopiano della Giara. Noi siamo qui, siamo arrivati dalla parte di Gesturi, poi da qui prenderemo dei percorsi che ci faranno fare un bel giro all'interno della Giara. Avremo modo di poter visitare diverse cose, avremo modo di poter osservare complessi nuragici, pure i pauli, che sarebbero questi laghetti particolari tipici dell'altopiano della Giara. Avremo modo anche di vedere i cavallini selvaggi. Intanto abbiamo trascorso una notte favolosa, silenzio totale. Quella di oggi è una bellissima giornata di sole, spero che rimanga così per tutto il resto della giornata, sarà molto più piacevole pedalare in bici. Ora ci siamo preparati pranzetto al sacco, 2 panini, prepariamo gli zaini, prepariamo le bici, ci spostiamo da qua, raggiungeremo il parcheggio principale all'ingresso del parco della Giara e inizieremo questo giro, vediamo un po' cosa ci riserverà. Ecco, questo è il villaggio nuragico. Qua ci sono quelle che erano le capanne del villaggio. Infatti si vedono i basamenti delle capanne, manca il tetto. Sono circolari, sparse un po' ovunque. C'è una qua, c'è una lì. Forse questa un po' a metà e poi là in fondo. Comunque dovrebbe essere un'area abbastanza vasta. Mentre questa invece sicuramente è stata riutilizzata in tempi più recenti, perché vediamo che sul tetto c'è del cemento. Però in origine il tetto era ricoperto da frasche, insomma. Ora ci stiamo avvicinando a vedere questo proto-nuraghe. Siamo qui di fianco alle sue mura. Dovrebbero esserci 2 ingressi, uno dei quali qui, eccolo qua. Che vista! Bene, ci stiamo spostando nel parcheggio principale all'ingresso della Giara, dal quale poi partiremo per il nostro bel giro in bici. Quindi arriviamo lì, scarichiamo le bici, finiamo di preparare bagagli e attrezzature e si parte. Questo posto è fighissimo, è ultra selvaggio. Comunque ci stiamo avvicinando al parcheggio e c'è un bel po' di gente. Però dai, non sarà un problema, penso, dato che comunque l'altopiano della Giara è molto grande, quindi non penso che ci sia tutto sto affollamento all'interno del parco. Cioè, la gente sarà un po' sparpagliata ovunque.
Bici ok. Penso. Attrezzati. Ci siamo. Questo è il tipo che porta le bici. Ma direi di andare da questa parte. Anche se questo giro lo faremo un po' a caso. Non ci siamo studiati chissà quale itinerario. Non ci siamo studiati niente, esatto. Andremo un po' a caso. Ci perderemo qui per la Giara. Che bello. Ah, Paoli Camesa. Ecco, questi sono i famosi Paoli della Giara. Paoli è il termine che viene utilizzato per questi laghetti, se così possiamo definirli. Quindi ricapitolando, l'altopiano della Giara è un altopiano basaltico di origine vulcanica e praticamente al di sopra di questo altopiano si sono formati degli avvallamenti, delle concavità in cui tende a depositarsi l'acqua piovana, perché il fondo è argiloso, quindi trattiene l'acqua piovana e infatti tutto l'anno sono presenti, quasi tutto l'anno sono presenti questi laghetti. Si chiamano Paoli e la loro profondità varia dai 30 cm al metro più o meno. Si può dire che stiamo facendo un safari, vero? Safari in bici al centro della Sardegna. Solo natura selvaggia. Guarda qua. Spettacolo, siamo proprio in mezzo al nulla. C'è proprio questa stradina che passa in mezzo al nulla. Fighissimo. È proprio questo il bello della Giara. Ovviamente all'interno della Giara non è consentito accedere con i mezzi a motore, è consentito solo a piedi o in bici, tranne alcune persone che sono autorizzate a passare qui con i mezzi perché ci sono degli allevatori che hanno le bestie al pascolo qua dentro, però tutte le altre persone possono accedere solo a piedi o in bici. Ed è giusto così alla fine, perché se in un posto come questo fosse consentito accedere con le macchine perderebbe tutto il fascino, perché ovviamente poi gli animali selvatici scapperebbero, eccetera eccetera. Quello grande qua. Siamo partiti da qua e ora siamo qua. Cioè comunque è enorme, è veramente enorme. Ci sono un sacco di stradine, vedi? I nuraghi sono tutti al confine praticamente. Diciamo che delimitano quest'altopiano. Beh, lì i nuraghi. Ha senso. Sì, certo, infatti. Ecco, qua possiamo leggere anche qualche informazione in più riguardo i Paulis. I Paulis sono uno degli emblemi del parco della Giara, ne rappresentano sicuramente gli ecosistemi più interessanti dal punto di vista ecologico. Si tratta di circa 27 depressioni naturali che raccolgono l'acqua piovana autunno-invernale e che riescono a trattenerla per lunghi periodi grazie al fondo argiloso e poco permeabile. Nel periodo invernale i Paoli sono completamente inondati e la profondità media è di 30-40 cm con punte massime di 90-100 e il pelo dell'acqua si presenta completamente privo di vegetazione. I Paoli sono abitati da numerose sanguisughe. Tali bestiole oggi provocano soprattutto ribrezzo e repulsione, ma un tempo erano molto ricercate e utilizzate nella medicina popolare. Per catturarle si usava entrare dentro l'acqua con i pantaloni ritirati verso l'alto. Pochi minuti si era pronti ad uscire con le gambe cariche di sanguisughe tenacemente attaccate. Il bottino veniva poi staccato con attenzione, avendo cura che le bestiole rimanessero vive e pronte ad essere vendute ai dottori di allora, che le impiegavano senza lesinare per i più svariati problemi dei loro malcapitati pazienti. Questa cosa è molto interessante. Non mi ricordo perché praticamente mi sembra che abbiano
Quando i primi caldi si fanno sentire, la forte ventilazione tende ad attenuarsi, il pelo dell'acqua, come d'incanto, si riveste di una bianca prateria a ranuncoli d'acqua. Molto appetiti dei cavallini bradi, con presenza di calcatrepola cornuta, ecco sarebbe questa, che in Sardegna cresce solo sulla Giara. L'abitante più particolare di questi specchi d'acqua è il Lepidurus apus, crostaceo preistorico che mantiene la sua forma immutata dal Triassico, 220 milioni di anni fa. Si tratta probabilmente della specie più antica vivente sulla Terra. Minchia. Ma che carino. Per la gente può visitare. Ah, quindi questo probabilmente è il bagno della Giara. Minchia, che schifo. Cagatoio. No. Ma la gente c'è con tutto i cespugli e gli alberi che ci sono, pietre, deve per forza pisciare così. Sì, ma in ogni caso non dovrebbe lasciare la carta. No, a parte non deve lasciare la carta, ma dico, Poi perché proprio lì dentro, assurdo. a parte che fa schifo, è molto antigienico anche. non La gente non ce la può la fare. gente tende a pisciare Non dove ce la gli altri possono hanno fare, pisciato, non ce la possono fare. Questi cespuglietti ci sono anche a Vespe. È tipo per... Ma che carino. Eccoli qui, si iniziano a intravedere i famosi cavallini della Giara. Loro sì che vivono liberi e felici. West. La strada inizia a diventare fangosa, cioè ogni tanto ci sono delle pozze, però bisogna assolutamente evitarle perché il fondo è tutto argilloso e qui e quindi abbiamo la prova. Guarda, è morbidissimo, sembra cemento. Che bello però, è super liscio. Toccalo, sembra Nutella. È il fango perfetto per piantarsi malamente con qualsiasi mezzo. Guarda che bello sto pinnetto. Bellino, eh? Wow. Ecco, abbiamo trovato questo bel pinnetto. Come potete vedere, come struttura è molto simile alle capanne nuragiche. Questo risale a un periodo un po' più recente, veniva utilizzato dai pastori come riparo, come rifugio. Qui al centro, all'interno, c'era uno spazio predisposto per il fuoco. Il tetto è fatto con frasche di cisto e lentisco che era impermeabile all'acqua, cioè l'acqua dall'esterno colava
circolava così e non entrava mai dentro, mentre i fumi avevano la possibilità di fuoriuscire attraverso le fessure delle frasche, mentre invece qui all'esterno c'era la sistemazione per il bestiame. Poi una particolarità di questi pinetti è che erano freschi d'estate e caldi d'inverno, riuscivano anche a trattenere bene la temperatura, diciamo che il calore, sì. Questa sì che era tecnologia. Costruzione molto basilare, pietra, legno, frasche, eppure era una bomba. Abbiamo appena trovato cartello per un nuraghe, qui 80 metri, ora andiamo a vedere. Comunque è veramente strapieno di cose, tra pauli, pinetti, nuraghi, c'è un po' di roba. Allora vediamo se troviamo sto nuraghi, c'è un piccolo sentierino. Aspettiamo a Claudia che è rimasta indietro. Sì, c'era scritto 80 metri ma forse sono un po' di più. Poi che qua queste pietre. Oh, ma non erano 80 metri. Boh, l'indicazione era qua. Comunque ormai ci troviamo sul confine ovest, credo, della Giara. E sul confine della Giara è pieno di nuraghi. Ora stiamo andando a cercarne uno, però non si trova. Vediamo un po'. E poi è molto carino anche questo boschetto. Non riusciamo a trovare il nuraghe. Non è proprio segnalato bene. Nada, non siamo riusciti a trovare il nuraghe, stiamo tornando indietro. Sicuramente rimane mezzo nascosto. Che poi magari più che un nuraghe vero e proprio, magari sono solo i resti di qualche nuraghe, quindi si confonde facilmente in mezzo alla vegetazione. Io mi affaccerei lì, cosa dici? Qua è bello, eh. Wow. Che bello. Ecco, noi ora siamo qui, mi sa. Siamo partiti da qua, abbiamo fatto così e così. Teoricamente dovevamo fare così, però abbiamo sbagliato strada, anziché andare dritti siamo scesi qua. Quindi ora cerchiamo un posto di pranzo qui vicino, torniamo indietro e risaliamo. Allora abbiamo fatto dietro front, stiamo tornando indietro, non è la strada percorsa prima, però ci stiamo spaccando dalla fame. Ora sono andato in perlustrazione qui di fianco alla strada, c'è un punto dove c'è un pinetto, però mezzo scoperchiato, e c'è un pezzo anche all'ombra dove ci sono delle pietre che è perfetto per mangiare. È una bomba, c'è l'ingresso, bellino, no? Come? È molto carino. Vedi, questo sicuramente era una specie di tavolo fatto in pietra. Minchia, un mega bracerone. Guarda, talmente grande che sembra una tomba dei giganti questo braciere. Qua si arrostiscono le bestie intere proprio. Mentre là dietro, anche se non si vede, c'è un pinetto che però ha il tetto distrutto. Ma per pranzare è molto meglio qua, almeno all'ombra. Ci possiamo sedere e stiamo al fresco, perché il sole oggi è molto molto caldo. Sembriamo fine maggio, primi di giugno. Cerchiamo la paninanza. Non sto guardando dare preso. Togliamo un po' di peso dallo zaino e lo aggiungiamo alla pancia. Buono. Ok, allora siamo risaliti un po', abbiamo raggiunto l'incrocio per prendere la deviazione per andare alla parte nord della Giara. Infatti qua siamo al bivio, qui ci sono i cartelli anche. Noi dobbiamo andare verso la Giara di Genoni.
Questo è un altro bivio, questo penso sia l'ingresso da Genoni invece. Se ce la facciamo qua vediamo dall'altra parte. Qua c'è anche una fontana. Secondo me non c'è neanche acqua qua, infatti. E niente, abbiamo raggiunto quindi un altro ingresso barra uscita nella Giara. Questa dovrebbe essere la discesa per andare verso Genoni. Infatti si vede giù la valle, però questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è proseguire ancora più verso nord, anche se non so fino a che punto farà ad andare ancora. Magari diamo uno sguardo alla mappa, che dici? Mi sa che siamo arrivati da qualche parte. Ormai abbiamo raggiunto tutti i confini. Vediamo un po' dove siamo. Bene, allora noi siamo arrivati da questa parte. Abbiamo la possibilità di poter fare ancora questi percorsi qui tracciati in rosso. Proseguiremo verso questa parte, andremo in questa direzione. E questo, anche se qua non c'è scritto perché questa mappa purtroppo è fatta meglio delle altre ma non è fatta bene comunque, anche se non c'è scritto, questo è un ex vulcano, si chiama Separaman e dovrebbe essere il punto più alto della Giara. Quindi ora l'idea è di raggiungere questo punto, vedere un po' lì, anche perché dovrebbe essere un bel punto panoramico, e poi piano piano ci incammineremo di nuovo indietro, andando a direzione di nuovo dei parcheggi per tornare di nuovo da Johnny, dato che sono già le 4:30 quasi. Dopodiché possiamo dire di aver visto gran parte della Giara oggi, non tutta perché ovviamente è enorme, se andiamo a vedere i dettagli c'è tantissima roba da vedere, è impossibile vedere tutto in un giorno, però dai, possiamo ritenerci fortunati. Abbiamo visto e stiamo continuando a vedere un sacco di roba. Comunque qua i paesaggi sono sempre magici, veramente belli e unici anche. Cioè il paesaggio che c'è qui alla Giara è unico. Quello che vi sto mostrando in questo video comunque è solo una minuscola percentuale di tutto ciò che c'è da vedere qua, perché ci sarebbe da filmare per ore se diamo retta. Quindi diciamo che sto filmando ogni tanto così, magari le parti più per me più interessanti, però è tutto interessante. Diciamo che sto facendo molta selezione anche per risparmiare la batteria e la memoria della GoPro. Però vi consiglio assolutamente di venire qui un giorno in bici, perché secondo me è il mezzo migliore per esplorare la Giara. Tanto comunque è un altopiano tutto pianeggiante, quindi è perfetto in bici anche per chi non è allenato. Però diciamo che in una giornata si riescono a coprire diversi chilometri e si riescono a vedere un sacco di cose, tutto a tappe, perché ogni chilometro c'è da fermarsi, manca meno, o per un nurago, o per un inetto, o per o perché si incontrano i cavallini, oppure un sacco di cose. C'è da dire che noi oggi stiamo facendo tutte le strade principali qua della Giara, però comunque capita spesso di vedere sentierini, poi di varie diramazioni che ci sono. Sommandole tutte ci sarebbero chilometri e chilometri di strade e sentieri da fare e tante cose belle da vedere. Ecco, ci siamo, dovremmo essere a Separaman, ex vulcano. C'è anche una vedetta lassù, sarebbe carino salirci, però Claudia inizia a essere un po' stanca. Però mi sa che una scappatella lassù me la faccio, perché adesso c'è un bellissimo panorama. Già è bello da qua, i cartelli confermano. Separaman, avvistamento fauna lassù. Lassù c'è la vedetta. E lì c'è anche gente in parapendio, forse dal video non si vede. Che figata. Claudia è rimasta giù a riposare un pochino, dato che ci aspetta un po' di strada per il ritorno. Io invece me la tento, sto arrampicando qua verso la vedetta, perché secondo me merita tantissimo. E tra l'altro poi l'ex vulcano è proprio grosso, nulla di che, più che altro è una formazione rocciosa, insomma, però sicuramente la vista merita da qua su. La salita inizia a diventare un po' ripida, infatti meglio scalare di marcia. Poi in fondo è roccioso, però figata arrampicare così, mi diverto. Sì, la vista qua su inizia a essere una bomba. Dalla vedetta sicuramente è ancora meglio. Qua ci sarebbe
da fare un po' di trial, però in questo momento non ho voglia. Lascio la bici qua e proseguo a piedi, tanto ormai sono arrivato. Che bello. Fighissimo. Bomba. È anche riparato dal vento. E comunque guardate che vista. Qua abbiamo una bella visuale su tutto l'altopiano della Giara, che come potete vedere è molto molto vasto, contanto che non si vede neanche la parte dietro perché c'è un leggero... Ma chiudiamo pure, lasciamo come abbiamo trovato. Oh merda, stavo per scivolare su una merda. Bene, ora prima di scendere però voglio affacciarmi anche dall'altra parte, perché sicuramente da là si vede anche la vallata che c'è dietro, che si affaccia sul Monte Arci, in cui eravamo la settimana scorsa tra l'altro. Che bello, qui c'è proprio una vista a 360 gradi. Là in fondo sono le montagne del Gennargentu, quello là è il Monte Arci, mentre dietro ancora, più sulla sinistra, c'è il Monte Linas, Monte Arquento. Che bello, bello bello. Sì, questo è sicuramente il punto più alto della Giara. Quanto sei stanca da 1 a 10? Da 1 a 10. 15. Direi un 7. 7? Dai. Sì. Quindi ho pochi punti da spendere per scendere giù, per tornare alla base. Va bene, dai, ora iniziamo a incamminarci verso sud, verso il parcheggio. Ci sarà da pedalare un pochino. Comunque il bello è che è tutto pianura, comunque prevalentemente pianeggiante, però diciamo che ci siamo allontanati un pochino, quindi poi la strada in alcuni punti ci sono un po' di buche, quindi si procede comunque lentamente. Poi anche Claudia non è molto allenata, quindi piano piano. Non è allenata. Quindi ce la prendiamo piano piano, dai, speriamo entro il tramonto di arrivare col furgone almeno. Ma penso di sì, il sole è ancora parecchio alto. Con calma, è una passeggiata alla fine. E nulla, ci vediamo dopo. Qualcuno è in riserva. Siamo forse quasi a metà strada. Sì, boh, più o meno a metà strada. Mancano ancora 6 km, c'è scritto nel cartello lì. Boh, in tutto secondo me avremmo fatto 15, esagerando 20 km. Più che altro quello che fa male il culo, perché pesta un po' il culo camminare su queste strade, soprattutto con lo zaino poi in spalla. Boh, io sono ok, più o meno, un po' mi fa male il culo anche a me, però non sono eccessivamente stanco. Però è un po' più... Siamo arrivati, l'abbiamo fatta. Abbiamo ospite. Chissà perché sei così ambruffiano. Forse perché stavamo mangiando. Mangiando. Bene, siamo tornati, abbiamo fatto una piccola merenda, dato che avevamo fame. Abbiamo un po' di casino, si è parcheggiata la gente a fianco e stanno facendo un po' di casino, quindi ora ci spostiamo, andiamo a rilassarci. Stiamo pensando di trascorrere un'altra notte qua, nello spottino della scorsa notte. Quindi sì, che stanno battendo ciabatte, bambini che vogliono, vabbè.
ci spostiamo lì per la notte, dato che ci siamo trovati molto bene la notte scorsa. E poi domani magari ci spostiamo, cambiamo zona, andiamo a vedere un po' di qualche altro posticino interessante.